In collaborazione con Siamo sempre qui in questo splendido paesaggio, Villa Trepanoce, dove anche oggi andiamo a presentare una trasmissione con Armando Zanotto dedicata a radicchio. Questa è la rosa di Castelfranco, variegata. È qualcosa di straordinario e poi ce la racconterà Armando. Ma sento del rumore, sta arrivando un'auto. Aspetta che appoggio qui di nuovo la rosa. Oh, ma che splendida auto! È veramente il nostro amico Ruggero Carraro ci sbalordisce ogni volta, perché ci porta delle splendide auto, ma anche delle splendide ragazze. Vieni avanti, Anna, che bello vederti anche oggi. Che cosa ci hai portato oggi, Anna? Oggi ti ho portato il prosecco, frutto della nostra vendemmia solidale. Bene, e poi ne parleremo. Assolutamente. Ne parleremo a tavola. E qui c'è anche il Thomas, nostro amico che ci presenterà questa bellezza. Sì, questa è classe A, precisamente nella motorizzazione 250E, che significa un 1.400 benzina più 70 km fatti da una batteria che alimenta un motore elettrico fino a 130 km/h a motore completamente spento. Compatta, giusta nelle dimensioni, tanto moderna, super tecnologica e soprattutto sportiva, quindi piace tanto al pubblico giovanile. Vedo che ha anche un bel carico. Sì, è compatta, però c'è anche spazio. Sportiva così. Esatto, è anche bella da utilizzare anche comunque per le famiglie, ha comunque uno spazio sufficiente, però senza sempre tralasciare la linea estetica che per Mercedes è importante. Bene, allora anche questa ce la lasci qui, noi ne faremo buon uso, ti ringraziamo. Anna, cosa dici tu? No? Così poi potremo fare un giro e adesso andiamo da Armando Zanotto che ci sta aspettando. Anna. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Io mi rivolgo sempre a te perché lui è un poeta della cucina, però insomma la rosa di Castelfranco è qua, anzi la rosa di Conegliano. Assolutamente sì. Allora salutiamo i nostri ascoltatori? Bene, sì. Ciao a tutti, buon sabato a tutti, buon weekend naturalmente. Bene, buon sabato. Cari amiche, come va ai fornei? Come se ho prese adesso per le feste a preparare salsette che metti da parte per fare magari la pearà, il boito che vi spiegherò, cosa che viene fuori. Non vi voglio fare confusione, però adesso comincio con un'altra ricetta delicatissima, e che è il salmone. Te che cava la parola all'Anna. Giusto Anna, chiedo scusa. Per oggi Armando ci presenterà la tartare di salmone con le rose di Castelfranco. Esatto, e che qua, cara Anna, devi tu esprimere il meglio di quella perla soleticante che quando tu la bevi ti fa il soletico e ti sgrassa tutto quello che hai nel palato, rendendo ancora più efficaci i sapori di degustare altre robe. Allora, e che vino facciamo, Anna? E allora, Anna, prendiamo di nuovo questo. Sì. Attenzione, naturalmente, Anna, le manzane, papà, mamma e il fratello
hanno una serie di vini che sono straordinari da abbinare a tantissimi piatti. Perciò venite a trovarci. Vi aspettiamo a San Pietro di Felette, in via Maset 47B, per degustazioni, esperienze su misura anche in vigneto, semplicemente per scegliere il vino che più si può abbinare a piatti o insomma quello che più desiderate. Adesso Anna, sotto le feste del Natale, cara da Dio, mi credo che ovviamente la tua cantina è sempre aperta tutti i giorni da certi orari che voi formate, però adesso a Natale mi credo che te ha tra i turisti che arriva, che anche qui vuol fare conoscenza delle cantine e sti ostie. Sapete cosa che mi viene in mente? Sì. Prossimo anno, invece che dire a tavola con Armando Zanotto, a tavola con le manzane. Ma certamente. Perfetto, volentieri. Sì, non c'è problema, l'importante è trovare, come dire, quei fornelli che allegrano quel piatto che tu fai. Ma allora li facciamo comprare, problemi non ce n'è. Bene, allora Anna, presentiamo questo vino a questo tartar di salmone. Allora, io ci abbinerei un Conegliano Valdobbiadene, prosecco superiore di OCG, col fondo. Col fondo perché il residuo zuccherino è zero, grazie alla sua seconda rifermentazione in bottiglia, e va proprio a pulire, sgrassare la bocca da quella tendenza dolce che il pesce ci lascia, in particolare il salmone. Brava, questo è importante perché ti sa che sta ricetta che presento, salmone ancora l'è più grasso, te capito? E che ha bisogno proprio di sorseggiare questa perla di bollicine che nelle papille gustative teneta, come dicevo prima, nella trasmissione dei due sabi fame parche godito, e lo torno a ripetere perché è proprio importante avere un vin cusita, e quindi che ricorrere ascolta, lei francesi, Anna, chi mi odia, sai tu perché mi odia? Perché noi abbiamo fatto una perla, un prosecco nel nostro territorio che purtroppo danneggia i francesi, quindi anche all'estero, dappertutto, il preferisce prosecco perché è leggero, le bevibili, bevareccio, che quindi ti puoi bere 2 o 3 bicchieri, non ti dà la testa. Esatto. E quindi che dire, con questo piatto qua, Anna si sposa molto bene. Il processo di questo piatto qua è sempre da andare dal vostro pescivendolo, che è meglio di tutto, e vi fate preparare 200 grammi di salmone tagliato a punta di coltello, no? E poi lo fate abbattere da loro, quindi viene pulito dalle spine e tutto, e andate a prenderlo il giorno successivo quando lo dovete praticare nelle papille gustative. Cosa fare? Toglierlo la sera prima dal freezer, che tu lo conservi a casa, che lo hai portato già battuto, e lasciarlo sul frigo positivo, e quindi da lì tu lo togli, lo adagi nel piatto, oppure su delle foglie di questa rosa. Mi sembra che gli ingredienti sono semplici. Sì, ecco, mi cerco, Anna, sempre dare il più possibile le ricette con pochi ingredienti, facile di esecuzione, come io dico sempre, e anche poco costosi. E lavorare col prodotto nostro, del nostro territorio, che invemo da morire, senza andare a trovare chissà che robe. Certo. Ti deve vedere che sia che il salmone e il branzin. Ma il salmone dobbiamo pescarlo sul Piave. No, ma è qua nel nostro territorio che ti trovi questa roba. E quindi una volta preparato così, si condisce con olio Evo, arricchito e emozionato con Evo vergine. Sì, emozionato con olio e limone, che viene quasi una leggera maionese liquida, e allora ti che butti sopra a questo tartar, che è proprio una libidine, mi pare di gustarlo già, guarda. E quindi che dire, un po' di pepe, un po' di salsa voi, e una forchettata leggera di questa tartar de salmone, e abbinè nel palato subito dopo
una forchettata o delle foglie di sta rosa del Castelfranco, che lei è meravigliosa. E proprio ste robe qua dove far parlare. Questa è la gioia, gioire con queste cose a tavola. Allora, mi parchiga, sentio una ricetta veramente straordinaria. Ma grazie. Te ne ha fatto venire voi a mia lana de mangiarla. Ma siamo anche orari precisi di Ma che mangiare, abbiamo proprio. fatto venire voi anche a l'ori di mangiarla. sì, E sì, allora sì. non doveva fare altro che andare in cucina, andare dal pescivendolo e Sì. poi iniziare con la procedura che è Procedura come vi ho semplice. detto, quindi- Vi fate la tartare, poi ci telefonate com'è. E al sabato- Noi vi veniamo a portare il vino, Certo, naturalmente. certo. Anche Cioè, a casa Anna glielo anche a porteremo. casa, Anna, Anche, Sei anche bottiglie. in spedizioni piccole 12-24, non c'è problema. No, abbi pazienza. E là potete sbizzarrire perché gana gamma non quanto i bianchi, introduce anche qualche rosso. No, Ma non lo vuole svelare perché mi ha detto, te mega dito, Armando sta sito con i rossi, perché quando ti presenta il capon a canevera oppure il capon col meo grano oppure l'anera muta o l'oca, allora Armando ti presento dei rossi che fanno palpitare le papille gustative. Ecco questo che è bello di queste robe qua. Quindi, mie care signore, carta e penna, che scrivete e subito i fornelli con vostro marito a cimentarvi su sta ricetta qua. E che dire adesso? Basta. Dagli un saluto. Non ci resta altro che dire a sabato prossimo. Sì, e buon pranzo e buona domenica a tutti. Ciao, grazie. In collaborazione con